Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Oggi abbiamo qui con noi il signor Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio Jesolo San Donà. Buonasera. Buonasera. Parliamo della situazione delle spiagge, delle nostre spiagge, visto che siamo anche nel periodo estivo. Qual è la situazione anche economica? Beh, diciamo che la situazione non è delle più splendide perché effettivamente la situazione economica è quella che è. Sappiamo tutti che non sta andando bene e quindi di riflesso anche le spiagge ne soffrono. La situazione è particolare, la gente non ha denaro in tasca, soprattutto all'italiano, quindi diventa difficile. Più che rinunciare alla vacanza, accorsano la vacanza. Per quanto riguarda le attività commerciali, invece, cosa può dirci? Che quelle stanno veramente soffrendo. Anzi, dividiamo in due. I pubblici esercizi sulle zone più frequentate vanno abbastanza bene, ristoranti, pizzerie, quelle che si sono fatte un nome particolare, quelle che effettivamente lavorano bene, stanno andando abbastanza bene. Altra cosa i negozi di abbigliamento e quant'altro, i negozi tradizionali, quelli stanno veramente soffrendo. L'IMU è stata una mazzata perché l'IMU è cresciuta di molto, quindi le attività anche con dimensioni abbastanza cospicue come certi negozi veramente hanno avuto dei salassi. Torniamo per un momento alle spiagge. Avete inaugurato venerdì scorso a Eraclea una serie di cabine, di cosa si tratta? Quest'anno, io dico anche grazie alla mediazione di Confcommercio, io ho fatto la mia parte, ma soprattutto il nostro direttore Andrea Granzotto si è messo veramente ci ha messo l'anima per riuscire a mettere tutti d'accordo, a costituire una nuova società che è Eraclea Spiaggia, che è quella che ha il compito di programmare e far costruire questi nuovi servizi, che vanno da lì, dalla zona centrale verso la zona di Jesolo, di competenza di Jesolo. Ecco, questo è il nuovo piano sviluppo, ma dietro dovranno sorgere anche servizi tipo campi da beach volley, bocce e quant'altro, perché sono tutte quelle cose che al turista quando è in vacanza piace fare. Possiamo vedere che avete giustamente dato molta attenzione alle attrezzature per i disabili, una cosa che spesso manca. È importantissimo poter avere le carrozzine, per fare un esempio, in dotazione delle due tipologie per dare la possibilità ai diversamente abili di andare in acqua, e quindi ci sono delle carrozzine particolari con le ruote di gomma molto larghe, oppure di andare da soli sulla sabbia, e c'è un altro tipo di carrozzina. Ecco, è fondamentale che sulle nostre località ci siano tutti questi accorgimenti, è un momento di civiltà, è un qualcosa di indispensabile. Per quanto riguarda il prossimo futuro, ci saranno altre iniziative? Sì, quello un po' che accennavo prima, creare una serie di servizi dietro gli ombrelloni che possono essere anche un punto di attrazione e di riuscire a dare qualcosa in più al turista, diversificare la spiaggia. Benissimo, noi salutiamo il presidente di Confcommercio San Donà Jesolo, Angelo Faloppa, e lo ringraziamo. Grazie a voi, buonasera.